terminata con il risultato di 1-10 la sfida, la quinta giornata di campionato contro Liccarense. Siamo qui con Vincenzo Citarda, ti chiediamo subito un giudizio sulla partita e poi di commentarci anche la tua ormai ennesima, non doppietta perché non hai mai fatto 2 gol, però comunque sei già a quota 4 in campionato. Intanto buonasera a tutti. Allora, la partita l'abbiamo preparata bene durante la settimana, sicuramente non ci aspettavamo questa prestazione perché comunque in classifica Liccarense diciamo che era messa bene a livello di punti, quindi ovviamente siamo arrivati qui con la convinzione, con la concentrazione giusta per affrontare una partita che a noi sembrava appunto diciamo importantissima. Così è stato, ma ovviamente è finita 10-1 e non ce l'aspettavamo questo risultato. Ovviamente sono contento sia per i 2 gol che per la prestazione in generale della squadra. Poi no, sono contentissimo perché veramente c'è un bel gruppo. Me l'aspettavo, ma non così tanto. Avete sbloccato la gara praticamente dopo soltanto 90 secondi. Dal punto di vista psicologico quanto è stato importante? Sì, ha influito molto il vantaggio diciamo nel primo tempo, poi da lì è venuto tutto diciamo in discesa, poi il secondo, il terzo, il quarto e via dicendo. Soprattutto importanti sono stati appunto i cambi, sono entrato io, è entrato Ciccio, Catania, diciamo che abbiamo dato molto sia a chi è partito titolare sia a chi è entrato diciamo da subentrante appunto. Comunque sì, è influito molto il primo tempo, comunque il gol all'inizio. Adesso invece raccontaci i tuoi 2 gol di oggi, quota 4 in campionato. Sì, quota 4 non me l'aspettavo sinceramente perché diciamo che non era l'obiettivo appunto quello di raggiungere chissà quanti gol quest'anno, però ovviamente fa bene al morale. I gol sono stati il primo con un assist di Ciccio Catania, inaspettato perché non pensavo passasse sotto le gambe del difensore, e poi il secondo palla di Suggion, gol. Adesso invece diamo uno sguardo alla prossima partita contro l'Oratorio San Giovanni Battista. La classifica iniziate anche a guardarla, immagino. Quanto sarà importante e come la preparerete in settimana, se cambierà qualcosa rispetto magari a questa? Io penso che il mister la preparerà come questa partita, perché ogni partita penso sia importante per appunto raggiungere l'obiettivo, ovvero quello della vittoria del campionato, e sono sicuro che quest'anno ci sono i presupposti veramente per vincerlo, perché al momento non vedo una squadra che può batterci, sono sincero. Siamo con Giuseppe Giuliano, uno dei protagonisti di questa partita. Ti chiediamo subito un giudizio sulla prestazione. Onestamente è stata una grande prestazione, anche se il risultato magari è un po' largo, ma sì, dal riscaldamento eravamo molto concentrati e perciò è andata bene. Guardiamo un attimo la classifica perché il Palermo Futsal Club adesso sorpassa proprio Liccarense. Ti aspettavi questo distacco di gol? Praticamente parliamo di 9 gol di distanza. Purtroppo questo sport è così, se stacchi un po' la spina poi capitano dei risultati così larghi, però penso che anche loro stanno facendo un ottimo campionato ed è solamente un caso, anche se noi abbiamo fatto una gran partita. Sei anzi uno dei più esperti di questa formazione, alle gol dei giovanissimi Alario e Mazzone ti sei lasciato andare con una bella esultanza. Ci racconti un po' il rapporto che hai con loro? No, i ragazzi più piccoli ovviamente sono più coccolati da noi e perciò si allenano, magari giocano di meno, perciò quelle poche occasioni che hanno noi tifiamo tutti per loro più che per noi. Qual è il consiglio che gli daresti? Impegnarsi e continuare così, che avranno sempre più occasioni per farsi notare. Adesso invece diamo uno sguardo alla prossima partita contro l'Oratorio San Giovanni Battista. La classifica inizia a essere veramente guardata forse da tutta la dirigenza. Ti chiedo come la preparerete e tu in particolare cosa farai per arrivare al meglio a questo match. Ma noi sinceramente le dobbiamo preparare tutte bene, senza guardare la classifica, perché queste sono categorie che se molli un po' puoi perdere contro di tutti. Personalmente come tutte le altre partite, perché stiamo andando molto bene, perché siamo molto seri durante gli allenamenti.